Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Iniziamo la riunione con gli allievi, una categoria G, 8 al via dopo il ritiro del numero 1, 2 Aglio P, Giuseppe Salamone, 3 Zenzero De Beauty, Marco Cerrocchi, 4 Viperina Spin, Giuseppe Cangiano Junior, 5 Villeroy C, Giuseppe Iodice, 6 Vegas Clouded, Roberto D'Alessandro, seconda fila, 7 Aquila Notte Sa, Gennaro Cecere, 8 Solimano, Giuseppe Ferrante, 9 Uchebel, Domenico Ciardo. Solo 5 in prima fila, quindi. Stacco della macchina, veloce, Villeroy sì, scavalca Viperina Spin, al suo esterno c'è Vegas Clouded, parlottano i due, vedremo quali saranno le scelte. Intanto terza posizione alla corda per Zenzero De Beauty, alla fine Vegas Clouded si accoda secondo, mentre viene scuffiata subito Viperina Spin in terza posizione, primi 200 metri già in rallentamento in 16, con in vantaggio Villeroy sì, che tira i remi in barca, è uscita all'esterno Viperina Spin, non vuole rimanere chiuso Giuseppe Cangiano, seconda alla corda Vegas Clouded. Intanto arriviamo al paletto dei 400 in 31,2, si formano più pariglie con Zenzero De Beauty in terza posizione, mentre in coda è Aquila Notte SA. Ancora ritmo blando. Arriviamo al paletto dei 600 in 46 appena abbondante, insiste un po' ora all'esterno Viperina Spin, va all'attacco di Villeroy sì, poi l'altra pariglia formata da Vegas Clouded e Solimano all'esterno, insiste Viperina Spin, veloce la frazione qui davanti alle tribune in 14,6 con Giuseppe Cangiano Junior che vuole risolvere la partita già a metà gara, ma Villeroy sì risponde, Vegas Clouded è lì dietro i due. Numero Rompe 8, Solimano, squalificato. quindi rimane quarto Zenzero De Beauty. Intanto il chilometro va via in 1,16 appena abbondante con Viperina Spin che mette mezza cavalla davanti all'avversario e sembra già sul punto di poter passare a 400 metri dalla conclusione. 1,34 i tre quarti di miglio, Viperina Spin prende il largo, poi cede, sembra abbastanza in difficoltà Villeroy sì, poi anche Vegas Clouded che ha spostato all'esterno. Siamo a 200 metri dalla conclusione con in vantaggio sempre la figlia di Nadal Shiba che ha preso vantaggio importante, mentre Zenzero De Beauty è in seconda posizione. Viperina Spin è un po' stanca, arriva Zenzero De Beauty, ma ormai il vantaggio è ancora, gli consente di poter vincere anche se in calo. Secondo posto per Zenzero De Beauty su Vegas Clouded che respinge Agli OP, quindi replica il successo dell'altra sera. Viperina Spin, Giuseppe Cangiano Junior alla guida per la scuderia Brigi di Robertone Stancari, training sempre di Ettore Vairani. Viperina Spin alla prima di Cesena.